Zaramella, amministratore di Studio Centro Progetti SRL. Può raccontarci brevemente della sua azienda, in particolare quando è nata, dove si trova, di cosa si occupa e chi sono le persone che lavorano con voi? La nostra azienda è nata 6 anni fa come startup innovativa, quindi un SRL. Oggi è una società, diciamo, normale, un startup di capitali che si occupa prevalentemente di consulenza e formazione. Fisicamente io e il mio socio siamo zona Castelfranco, quindi provincia di Treviso. In realtà lavoriamo un po' in tutto il Veneto. Lavoriamo con prevalentemente piccole e medie imprese del territorio veneto, che sono, come sappiamo, l'ossatura un po' dell'economia locale. Ci occupiamo anche di formazione in ambito aziendale, ma anche di reti territoriali, dialogo con enti locali, camere di commercio e quant'altro. In che modo la vostra azienda favorisce la conciliazione dei tempi vita-lavoro? Come azienda, essendo anche un'azienda giovane, quindi nata, diciamo, appena prima del Covid, abbiamo un'attenzione particolare, credo, come molte aziende del territorio regionale, al work-life balance, come dicono gli anglosassoni, quindi un'attenzione particolare sia per i maschi che per le femmine, di conciliazione, vita lavorativa, vita personale. In pratica, nel nostro caso, vuol dire prevalentemente cercare di rispettare i tempi, in questo caso dei due soci, i tempi familiari. Entrambi i soci hanno figli e famiglia, con gli impegni che non mancano mai, visto che ci occupiamo di consulenza e formazione, rispetto alla clientela. Quindi non abbiamo un orario, per fare un esempio concreto, un orario fisso, ma siamo flessibili, diciamo, in termini organizzativi, anche perché spesso succede di avere delle attività formative il sabato mattina, quindi diciamo non in orario di lavoro canonico, oppure un seminario, un convegno, un laboratorio tardo pomeriggio o sera. Questo implica di fatto una flessibilità di orario necessaria per rispettare gli impegni lavorativi e gli impegni personali che i due soci hanno. Come intendete in futuro promuovere una cultura organizzativa antidiscriminatoria all'interno dell'azienda? Sì, per un prossimo futuro, anche in una prospettiva appunto di evoluzione aziendale, quindi anche di crescita dell'occupazione del personale, la nostra idea è quella di applicare al massimo una logica di equità. Quindi, tradotto, nel momento in cui, potrebbe succedere già nei prossimi mesi, avremo la necessità di assumere un collaboratore, una collaboratrice o attivare una forma di collaborazione più o meno flessibile, la nostra idea, mia e del mio socio, è quella di guardare alle competenze della persona, giovane o meno giovane, maschio o femmina, rispetto magari a un titolo di studio, una competenza, un'abilità formale. Quindi questo è il nostro principio di base. Guardando alla meritocrazia, al saper fare le competenze, a mio parere, questo è già un primo passo importante per non discriminare la persona, la collaboratrice, il collaboratore, il futuro dipendente della nostra società. E chiaramente deve essere reciproco questo approccio, nel senso che dall'altra parte ci aspettiamo una persona che sia rispettosa anche dei nostri principi, dei nostri valori e che sposi in qualche modo anche un modello organizzativo attento all'inclusione, alla diversità e alla parità di genere, quale vogliamo essere come piccola società, ma in qualche modo moderna e che vive in un ambito socio-economico, il nostro territorio regionale, che deve essere attento a questo aspetto. Se voi doveste immaginare un intervento o una misura esterna che possa aiutarvi a realizzare la parità in azienda, quale potrebbe essere? Riprendo un po' il concetto espresso prima, un'attenzione particolare al work-life balance, e quindi una nuova collaboratrice o dipendente futura, condividere con questa persona, oltre che i valori aziendali, anche il fatto di avere a disposizione un part-time, una riduzione d'orario in base anche ai carichi familiari o personali, piuttosto che con il Covid tutti abbiamo imparato a farlo, un'attenzione allo smart working, e questo potrebbe anche favorire una conciliazione e una facilitazione rispetto anche a una parità di genere concreta. Tra parentesi, occupandoci di formazione e consulenza, noi siamo una società di servizi, non una
un'azienda manifatturiera produttiva, questo può essere enormemente facilitato. Se avessimo un'attività produttiva con un'attività di fabbrica, no, di manifattura, è evidente che molto spesso lo smart working, il lavoro da remoto, non sarebbe fattibile dal punto di vista pratico. Quindi la nostra idea è questa: favorire una flessibilità di orario rispetto della conciliazione vita personale, vita lavorativa, il work-life balance. Dal punto di vista ulteriormente pratico, in una prospettiva magari anche di medio termine, quindi probabilmente non immediata, come società, potrebbe essere quella di, con la lavoratrice, la collaboratrice in questo caso, provare a formalizzare una contrattualistica di secondo livello che favorisca alcuni servizi, alcuni elementi di supporto, di flessibilità, proprio per ulteriormente valorizzare la conciliazione vita lavorativa e vita personale. Quindi un part-time magari non classico, 20 ore settimanali verticali, ma una modalità che può favorire ulteriormente la persona. Chiaramente andrebbe condivisa e concordata con la persona. Ecco, noi siamo un'azienda micro dal punto di vista dimensionale, anche se poi l'obiettivo è quello di crescere, e quindi anche dal punto di vista giuridico, contrattualistico, dovremmo anche capire se questo è un vincolo stringente o se ci sarà la possibilità di attivare delle misure anche, diciamo, di welfare aziendale per essere ancora più pratici. Sottolineo l'importanza, come dicevo poc'anzi, del territorio, della sensibilizzazione anche culturale e formativa, e per fare un esempio molto concreto e molto attuale, perché è in corso di gestione, come società, come Studio Centro Progetti SRL, siamo partner operativi di una bella iniziativa, di un progetto cofinanziato da Regione Veneto e Direzione Lavoro in seno al bando Pari. Il progetto si chiama WellAppa, Welfare, Lavoro e Parità, Treviso e Provincia, e l'esperienza che stiamo realizzando in questi mesi, quindi è molto attuale, sottolinea un aspetto fondamentale: l'importanza del territorio, enti locali, camere di commercio, provincia, comuni, associazioni datoriali e sindacali, che stanno facendo sistema, lo dico in positivo, su Treviso e provincia, proprio per sensibilizzare innanzitutto le persone, lavoratrici, lavoratori, studenti, pensionati, professionisti, lavoratori autonomi, sul tema parità, inclusione e diversità. Questo primo step, che abbiamo realizzato con una serie di interventi, workshop, seminari, focus group, iniziative di vario genere, ripeto, con un'utenza molto estesa e molto ampia, oggi sta portando i primi frutti. Quindi vediamo un territorio di Treviso e provincia che, grazie al progetto finanziato dalla Regione, sta iniziando a dialogare. Si stanno creando delle reti pubblico-private, territoriali, a favore della parità di genere, dell'inclusione e della diversità. Auspicabilmente nel 2025, nel 2026, insomma, i prossimi bandi di Regione Veneto, io mi auguro che si possano attivare ulteriori iniziative a favore della tematica parità, inclusione e diversità, perché i risultati si stanno realizzando. Concretamente vediamo un'attenzione delle misure, delle iniziative anche aziendali, quindi non solo azione di sistema, ma anche della singola azienda, del singolo territorio.